Nel cuore della Provenza, tra il profumo della lavanda e i filari di vite, si nasconde un gioiello naturale senza uguali. Un luogo che incanta gli amanti dell'avventura, attira sportivi da tutta Europa e regala panorami tra i più spettacolari al mondo. Le gole del Verdon, nel sud-est della Francia, rappresentano il canyon più grande d'Europa, con pareti calcaree che sfiorano i 700 metri d'altezza. La loro storia affonda le radici in milioni di anni di trasformazioni geologiche. Il sollevamento della Bassa Provenza e la nascita delle Alpi hanno modellato il territorio, mentre le glaciazioni hanno scolpito la roccia con il lento ma inarrestabile scorrere dell'acqua. Il risultato è uno scenario straordinario, fatto di gole vertiginose e di un fiume delle acque color smeraldo che da secoli affascina chiunque lo visiti. Oggi il Verdon è un vero paradiso per chi ama la natura e l'adrenalina. Qui si possono praticare sport come il kayak, il rafting e la canoa, navigando tra rapide e anse sinuose incastonate tra le rocce. Le sue imponenti pareti sono una calamita per arrampicatori da tutto il mondo, mentre i numerosi sentieri escursionistici offrono un'esperienza immersiva nella natura più selvaggia. Ma non finisce qui. Le gole del Verdon sono anche una meta prediletta dai motociclisti, che vengono da tutta Europa per affrontare i tornanti mozzafiato e le strade panoramiche che si snodano lungo il canyon. Nel nostro viaggio esploreremo le gole del Verdon in kayak, percorrendo 2 tratti distinti del fiume per scoprire le diverse sfaccettature di questa meraviglia naturale. Ma non ci fermeremo qui. Visiteremo Saint-Paul-de-Vence e Castellane, 2 borghi ricchi di storia e fascino, e concluderemo con una visita a una cantina vinicola, dove scopriremo la passione e la tradizione che si celano dietro alcuni dei migliori vini della Provenza. Pronti a partire? L'avventura ha inizio. La nostra avventura in Provenza inizia a Saint-Paul-de-Vence, un borgo medievale arroccato su una collina dove il tempo sembra essersi fermato. Celebre per le stradine acciottolate, le gallerie d'arte e l'atmosfera senza tempo, questo villaggio custodisce una storia affascinante che affonda le sue radici nell'antichità. Nel corso del Novecento, Saint-Paul-de-Vence divenne un rifugio per artisti, scrittori e intellettuali in cerca di ispirazione. Pittori, musicisti e attori hanno trovato in questo borgo un luogo perfetto in cui vivere e creare, lasciandosi affascinare dalla sua luce, dal suo silenzio e dalla sua atmosfera fuori dal tempo. L'arte si respira ancora prima di arrivare al borgo. La strada che conduce a Saint-Paul-de-Vence è un'opera d'arte a cielo aperto. Tra installazioni artistiche, sculture contemporanee e la vista del villaggio arroccato, circondato da boschi di cipressi che degradano dolcemente verso il mare. Attraversata la porta d'accesso alle antiche mura, ci troviamo immersi in un mondo medievale dall'atmosfera fiabesca. Le stradine in ciottoli, le case in pietra avvolte dall'edera e i balconi fioriti creano un'ambientazione suggestiva dove ogni angolo sembra raccontare una storia. Qui passato e presente si incontrano in un equilibrio perfetto. La grande fontana, che un tempo accoglieva tutti gli abitanti di Saint-Paul-de-Vence per lo svolgimento delle loro attività quotidiane, lavare i panni, abbeverare gli animali e prendere l'acqua, oggi è circondata da botteghe artigiane e atelier di artisti
che vi incanteranno con le loro opere moderne dai colori vibranti e affascinanti. Tra una galleria e l'altra non mancano negozi di souvenir tipici della Provenza, con il profumo di lavanda e sapone di Marsiglia che invade le strade. E dopo aver esplorato il borgo, una pausa è d'obbligo. Saint-Paul-de-Vence è anche un luogo perfetto per assaporare i sapori della Provenza. Noi abbiamo scelto di fermarci per un momento di relax, sorseggiando un pastis e un calice di vino, immersi nell'atmosfera senza tempo di questo luogo. Ma per vivere davvero l'anima autentica del borgo, bisogna allontanarsi dalle vie più turistiche e perdersi nei vicoli interni, dove il silenzio e la bellezza si fondono in un'esperienza suggestiva. E per concludere la visita nel modo migliore, una passeggiata sui bastioni regala una vista spettacolare sulla valle e sul mare. Dopo una giornata tra arte e cultura, abbiamo ripreso il nostro viaggio verso Saint-Vallier-de-Thiers, dove abbiamo pernottato presso l'hotel Le Relais Impérial. Situato lungo la storica Route Napoléon, questo affascinante hotel-ristorante ci ha accolti con un'atmosfera calda e autentica, perfetta per ricaricare le energie prima di proseguire la nostra avventura in Provenza. Saint-Paul-de-Vence è stato il perfetto inizio di questo viaggio. Un luogo in cui la storia si intreccia con l'arte e ogni angolo è un invito a rallentare, osservare e lasciarsi ispirare. Lasciamo alle spalle Saint-Vallier-de-Thiers e ci dirigiamo verso Castellane, percorrendo la strada detta Route Napoléon, che si snoda tra colline e montagne, in un territorio che cambia radicalmente aspetto. Le pianure verdi lasciano il posto a formazioni rocciose imponenti che si ergono come sentinelle a guardia delle vallate e delle gole sottostanti. Ci troviamo nel cuore delle Alpi dell'Alta Provenza, un paesaggio modellato da milioni di anni di erosione e dalle acque impetuose del fiume Verdon. Mentre ci avviciniamo a Castellane, un incantevole borgo medievale arroccato sulle rive del Verdon, scorgiamo al fianco della strada la Rocca, conosciuta come la Rocca sulla Serra o sulla Cresta in antico dialetto provenzale. Si innalza per oltre 180 metri sopra il paese, dominata dalla cappella di Nostra Signora della Rocca. Questa chiesetta, costruita nel XII secolo, è stata dapprima rifugio spirituale per gli abitanti dell'antico castello fortificato, poi residenza di monaci, fino al 1703, anno in cui cadde in rovina, abbandonata. Fu successivamente restaurata nel 1775, diventando così un simbolo di protezione divina e di pellegrinaggio per gli abitanti locali e per i visitatori. Castellane possiede una lunga storia che risale all'età del ferro, con successivi sviluppi durante il periodo romano e medievale. La sua posizione lungo il fiume Verdon e la vicinanza delle Alpi l'hanno resa un punto di passaggio e di commercio significativo nel corso dei secoli. Una delle prime meraviglie che incontriamo è il Ponte della Rocca, un antico ponte in pietra che attraversa il fiume Verdon. Questo ponte, risalente al XV secolo, ha resistito fino ai nostri giorni alle piene del fiume, grazie ai numerosi interventi di stabilizzazione che lo hanno interessato nel corso degli anni. Da qui la visuale ci fa percepire le dimensioni impressionanti della rocca sovrastante, che ci scruta silenziosa, mentre ci incamminiamo verso il centro del paese, percorrendo proprio quella che per molti anni fu l'unica strada per Grasse ad attraversare il fiume Verdon. Proprio quel fiume che, con le sue acque turchesi, ha scavato profonde gole nel corso dei millenni, modellando questo paesaggio unico. Il centro storico di Castellane è un dedalo di stradine acciottolate, archi, piccoli vicoletti nascosti e piazzette ombreggiate. Raggiungiamo la piazza principale, dove si trova la chiesa del Sacro Cuore di Castellane. Costruita nel XIX secolo, questa chiesa è famosa per il suo campanile che domina il paese.
Sotto l'ingresso troviamo quella che sembra essere la rappresentazione della natività, una tradizione che, a quanto pare, non ha confini. Riprendiamo il viaggio seguendo il corso del fiume Verdon. Le gole iniziano a stringersi, creando uno scenario sempre più suggestivo. Siamo nel canyon più profondo d'Europa, scavato in rocce calcaree formatesi nel Giurassico, circa 150 milioni di anni fa. Da questo punto possiamo vedere il fiume scorrere in basso, tra pareti di roccia alte oltre 700 metri. Le gole del Verdon hanno origine da un lungo processo di erosione fluviale che ha creato un habitat unico per molte specie animali e vegetali. La vista da qui toglie il respiro, ricordandoci quanto l'essere umano sia piccolo di fronte a questi monumenti naturali. Eppure, l'ingegno umano, quando guidato da una visione lungimirante e dal rispetto per l'ecosistema, ha portato alla realizzazione di opere grandiose che sono diventate parte integrante del paesaggio. Infatti, negli anni 70, proprio da un progetto ambizioso, è nato il sistema di laghi che oggi caratterizza la Provenza. Ci concediamo una pausa pranzo in un punto panoramico lungo la strada. Da qui le gole si estendono a perdita d'occhio, un misto di rocce e vegetazione che sembra perdersi in meandri irraggiungibili. Proseguiamo verso il lago di Santa Croce, uno dei bacini artificiali creati per la produzione di energia idroelettrica. Negli anni 50 e 60, infatti, furono costruite diverse dighe lungo il Verdon per regolare il flusso del fiume e generare energia. La diga di Santa Croce, completata nel 1974, è una delle più grandi della regione. Il bacino artificiale creato dalla diga, il lago di Santa Croce, copre una superficie di circa 22 km quadrati e una capacità di ben 761 milioni di metri cubi d'acqua. È uno dei più grandi laghi artificiali della Francia. La diga stessa è una struttura ad arco in calcestruzzo armato, alta più di 90 metri, che genera annualmente circa 142 milioni di kWh di elettricità. Per fare un paragone, la quantità di energia elettrica necessaria per soddisfare il fabbisogno di circa 52.000 famiglie per un intero anno. Proprio il 1 marzo del 1974, infatti, gli ultimi abitanti del villaggio di Les Salles-sur-Verdon, situato nella fertile valle bagnata dal fiume, abbandonarono le proprie abitazioni. Sotto la pressione dei gendarmi furono trasferiti negli alloggi predisposti nel nuovo villaggio costruito più a monte per sfuggire alle acque che, incessanti, continuavano a salire di livello arginate proprio da quella nuova grande diga, orgoglio ingegneristico dell'epoca che avrebbe cambiato per sempre il panorama e l'ecosistema di quella valle. Del paese, demolito prima dai bulldozer e poi sommerso dalle acque, non resta ormai più nulla, se non il ricordo di quelli che un tempo vi abitavano ed avevano il privilegio di ammirare le cime circostanti dalle rive di quel fiume che scorreva ormai docile fuori dalle gole nelle quali aveva lasciato tutto il suo impeto. Vi lasciamo in descrizione il link ad una pagina interessantissima, dove troverete la storia di quella valle e della sua popolazione, che ha vissuto prima col coraggio della ribellione, poi con rassegnazione, uno stravolgimento identitario e paesaggistico irreversibile. Attraversiamo il Pont du Galetas, dove il fiume Verdon si incanala nel lago. L'acqua di un blu cobalto ospita numerose imbarcazioni ecologiche, kayak, pedalò e barche elettriche. La gestione sostenibile di questa attività è fondamentale per preservare l'ecosistema del Parco Naturale del Verdon. Dopo aver percorso circa 440 km dalla partenza, intervallando il viaggio con le visite ai bellissimi paesini di Saint-Paul-de-Vence e Castellane, arriviamo finalmente al campeggio Haut-Vallon, situato in una piccola ansa del lago proprio vicino al villaggio di Baudouin, uno dei pochi scampati a livello delle acque. Il campeggio, essendo collocato centralmente rispetto al lago, permette di raggiungere agevolmente in macchina sia il ramo est che quello ovest delle gole del Verdon. Noi infatti abbiamo programmato di seguire un itinerario per ciascuno dei due rami del lago, in 2 giorni diversi, per goderci con tranquillità tutte le meraviglie che queste gole hanno da offrire. Ci sentiamo di consigliarvi questa sistemazione non solo per la posizione strategica, ma anche per i servizi presenti, come bagni nuovi e puliti, la piscina, il parcheggio interno, le grandi piazzole per le tende, molte delle quali ombreggiate, e per i bungalow, molto ben rifiniti e comodi, che si prestano bene ad accogliere anche famiglie con bambini piccoli. Mare ed io ci diamo da fare per montare la tenda. Domani ci attende una nuova giornata di avventure nel cuore delle gole del Verdon.
Lasciamo l'auto nel parcheggio vicino ad una piccola spiaggia verdeggiante, ai margini del bacino più ad ovest del sistema del Verdon, il Lac d'Esparron. Questo lago segna la fine della serie di grandi bacini artificiali progettati per raccogliere e conservare l'acqua, risorsa essenziale per alimentare le numerose centrali idroelettriche situate presso le dighe e lungo i canali che si estendono fino al mare, nella zona di Marsiglia. Il sistema idrico del Verdon rappresenta una delle più grandi sfide ingegneristiche del secolo scorso e ancora oggi è un pilastro fondamentale per la produzione di energia elettrica nella regione della Provenza. Mettiamo in acqua il kayak e iniziamo a pagaiare in direzione est. Il nostro itinerario ci porterà lungo un tratto di gole di circa 9 km fino alla diga di Quinson. Di solito, prima di partire valutiamo attentamente vento e correnti, ma questa volta ci siamo concentrati solo su queste ultime. Il piano era semplice: affrontare l'andata controcorrente e sfruttare la spinta dell'acqua al ritorno, quando la fatica si sarebbe fatta sentire. Tuttavia, abbiamo sottovalutato due elementi fondamentali. Il primo è che a causa delle dighe che rilasciano solo un minimo flusso d'acqua, la corrente del fiume è quasi inesistente. Il tratto somiglia più a un grande lago, dove si pagaia in acque tranquille e senza particolari difficoltà. Il secondo è il vento. Nel pomeriggio, incanalandosi nelle gole, può trasformarsi in un ostacolo invisibile ma insidioso, rendendo la navigazione molto più impegnativa del previsto. Per non ripetere il nostro errore, vi consigliamo di controllare sempre la direzione del vento prima di partire, cercando di averlo a favore o al massimo al contrario solo nel tratto di andata. Nonostante le raffiche sfavorevoli, la bellezza di questo luogo unico ci cattura completamente. Ogni curva delle gole svela scenari sempre nuovi, regalandoci scorci mozzafiato. Pagaiata dopo pagaiata, ci avviciniamo ad una delle tante grotte che punteggiano le pareti rocciose. La grotta o Chevaux-sur-Rie o dei Pipistrelli, situata proprio a livello dell'acqua, non è accessibile ma lascia immaginare quanto questo luogo sia ricco di storia naturalistica sia sopra che sotto la superficie. A circa 2/3 del percorso troviamo una piccola insenatura ombreggiata perfetta per una sosta. Ci fermiamo a mangiare qualcosa, godendoci il fresco e recuperando le energie. Dopo circa 9 km di navigazione attraverso le gole spettacolari, davanti a noi si staglia il ponte del lago di Quinson, che segna il termine del nostro viaggio. Oltre il lago, il fiume viene interrotto dalla diga omonima, non raggiungibile per motivi di sicurezza a causa delle boie di sbarramento. In lontananza, tra le due pareti di roccia, si intravede la diga, costruita per contenere le acque e proteggere la valle sottostante. Attracchiamo sulla prima spiaggia a sinistra del ponte e senza perdere tempo ci dirigiamo ai tavolini del bar-ristorante affacciato sul lago. Il meritato aperitivo è l'ultima tappa prima del ritorno, che come avremmo scoperto a breve sarebbe stato interamente controvento. Partiamo dal campeggio per raggiungere il punto di partenza del secondo itinerario lungo le gole. Una volta arrivati, lasciamo l'auto in un'area di parcheggio gratuita, più distante rispetto a quella principale vicino all'ingresso delle gole, ma molto meno affollata e più comoda per scaricare l'attrezzatura. A pochi passi, la spiaggia ci offre un accesso comodo per mettere in acqua il kayak e partire alla scoperta del ramo est delle gole. Il nostro viaggio comincia da Pont de Galutà, proprio dove il fiume Verdon si riversa nel Lac de Saint-Croix. Dalla spiaggia davanti al parcheggio iniziamo a pagaiare verso il vicino ingresso delle gole. Da qui percorreremo circa 4,5 km fino a quando il fiume diventerà troppo basso per proseguire. Oltre quel punto le gole si restringono e lasciano spazio ad attività più estreme come il canyoning e il kayaking in acque bianche. Ma già da subito la navigazione si rivela un'avventura. Tra kayak, SUP, pedalò e piccole barche elettriche, la concentrazione di natanti è incredibile, grazie al fatto che è possibile noleggiarli in uno dei tanti punti disponibili nella zona. In mezzo a tutto questo, rischiamo persino un frontale, con due turisti che sfrecciano a tutta velocità verso di noi. Appena superato il ponte, lo scenario cambia radicalmente. Davanti a noi un corridoio d'acqua color smeraldo si incunea tra pareti di roccia imponenti, segnate da stratificazioni millenarie. Qui la geologia racconta la sua storia in modo spettacolare, mentre noi pagaiamo immersi in un vero e proprio anfiteatro naturale.
Proprio nel cuore delle gole assistiamo ad una scena inaspettata. Un escursionista in difficoltà viene recuperato da un elicottero. Lo vediamo in lontananza, issato a bordo, mentre il velivolo si libra tra le pareti della gola. I sentieri di questa zona possono essere molto impegnativi, con tratti esposti e difficoltà tecniche. Per questo è sempre meglio informarsi bene prima di avventurarsi o affidarsi a guide esperte che conoscano il territorio. Dopo il salvataggio, riprendiamo il nostro percorso tra acque tranquille e riflessi mozzafiato. A un certo punto, una roccia attira la nostra attenzione. La sua forma ricorda incredibilmente la testa di un rettile. Ancora una volta, la natura dimostra la sua capacità di stupire. L'attuale livello dell'acqua è molto più alto rispetto a quello originale del fiume, grazie alle dighe che regolano il flusso d'acqua. Questo fa sì che le pareti rocciose siano sommerse fino a circa metà della loro altezza. Rispetto alla giornata precedente, questo tratto di gole si rivela ancora più spettacolare. Il percorso è più breve e meno impegnativo, il che lo rende perfetto per chi vuole godersi una mini avventura in giornata. Intorno a noi, le pareti scolpite regalano continui contrasti tra concrezioni bianche e muschi verdi, creando scorci davvero suggestivi. Alla fine del percorso superiamo leggermente le boe che segnano il termine ufficiale della navigazione. Qui il livello dell'acqua si abbassa e affiorano piccole isolette di ciottoli bianchi perfette per una pausa rinfrescante. Attenzione però, superare le delimitazioni è sempre una scelta da fare con giudizio. In questo caso il fiume non presenta pericoli, ma la bassa profondità del fondale potrebbe danneggiare le imbarcazioni. Con questa esplorazione si chiude la nostra avventura nelle gole del Verdon. 2 giorni di navigazione immersi nella bellezza di questo luogo unico, dove la maestria della natura ha incontrato la mano dell'uomo per dare vita ad un ecosistema maestoso che attrae ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo. Ogni volta che esploriamo una nuova regione, ci piace visitare una cantina locale per degustare i vini tipici. Non siamo esperti, ma crediamo che l'identità di un territorio si esprima anche attraverso il loro vino, che ne racconta il carattere con profumi, colori e sapori. Durante il nostro viaggio in Provenza abbiamo visitato il Domaine La Rose-Trémier a Lorgues. Questa cantina a conduzione familiare, attiva da 4 generazioni, coltiva 25 ettari di vigneti con pratiche di agricoltura sostenibile, certificate HV-Autrois. Il vigneto è classificato AOP Côte de Provence e IGP VAR. HV-Autrois garantisce un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, con un uso limitato di pesticidi, una gestione responsabile dell'acqua e la tutela della biodiversità. In Italia l'equivalente più vicino è l'agricoltura biologica. Un vino AOP segue regole precise su vitigni, zona di produzione e metodi di vinificazione, come il nostro DOP. L'IGP, invece, offre maggiore libertà produttiva, pur mantenendo un forte legame con il territorio. Inoltre, Domaine La Rose-Trémier fa parte dei Vigneron Indépendants, un marchio che identifica i produttori che gestiscono l'intero processo, dalla coltivazione alla vinificazione e alla vendita, senza intermediari. Una volta arrivati, Oriane ci ha accompagnato alla scoperta dei loro vini, raccontandoci le caratteristiche e gli abbinamenti ideali di ciascuna etichetta. Abbiamo assaggiato 2 rosé, il Cuvée Rosé e il Cuvée Diva, entrambi premiati con la medaglia d'argento a Parigi nel 2022. Ma lasciamo alla voce di Oriane il compito di raccontarli. Allora ragazzi, siamo al primo assaggio e Oriane adesso ci racconta un po' di questo vino. Hello everyone. So this one called the Cuvée Classique is composed with like Grenache, Mourvedre, and it's something like kind of round with less acidity, and it's kind of fruity but not too much. So it can be really interesting to taste it with like kind of everything, meats, salad, vegetables, fish.
can start with it at aperitif and then go on with any kind of meal. So it's the good in between and the good process. Thank you very much. Adesso proviamo. Allora ragazzi, secondo assaggio, prima è stato fantastico e adesso ci facciamo raccontare qualcosa della seconda bottiglia. Sì. Alors, for this one, the grapes variety are Grenache, Syrah and Roll. The Roll here, it's like Vermentino, the same that you have in Italy. Okay. In Italy. And it's a really local grape variety from here. It's the one that we use for the white at 100%. And it's kind of really nice because you have like really fresh, kind of a bit of acidity at the beginning, but then it's going like it's really long, and it tastes like a bit like not sugar, but kind of sweet, I think, at the end. It's really interesting for aperitif also, but I think for fish, for example, with ceviche, tuna tartare, something that really cooked with exotic fruit, it can be really, really interesting. And yes, it's called Deva because it's the granddaughter of the owner, so that's why. Se siete curiosi di scoprire il Domaine La Rosée Trémier o di provare i loro vini, trovate il link in descrizione. Non si tratta di un contenuto sponsorizzato né di un'affiliazione, ma semplicemente di un suggerimento per chi come noi ama esplorare i sapori autentici di un territorio.